Benvenuti, oggi è venerdì 2 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 16.51, la luna si leva alle 15.15 e cala alle 6.50. La Chiesa oggi celebra San Basilio. Il nome Basilio deriva dal greco e significa regale. Oggi, 2 gennaio, nel mondo continuano i festeggiamenti che girano attorno al giorno di Capodanno. In particolare in Giappone questo periodo viene detto Shogatsu ed è dedicato alle visite familiari e ai templi per preghiere di buon auspicio per il nuovo anno. Molti giapponesi partecipano ad attività tradizionali come l'Atsumode, la prima visita dell'anno al santuario. Anche in altri paesi in giro per il mondo continuano le tradizioni di buon auspicio, come in Colombia, in cui si è soliti passeggiare con una valigia vuota per augurarsi viaggi nel nuovo anno. Compie 91 anni Giovanna Ralli, attrice romana che ha lavorato con Monicelli, Scola, Rossellini e De Sica. Tra tantissimi film ricordiamo Il generale della Rovere. Nel 2022 le è stato assegnato il premio alla carriera dall'Accademia del Cinema Italiano nell'ambito della 67esima edizione del Davide di Donatello. Auguri al comico fiorentino Paolo Handel, che oggi compie 74 anni. Comincia col cabaret, poi il cinema e la TV con il famoso spot della pastiglia Valda. Ma il tormentone è la lira si impenna, frase cult del personaggio Carcallo Pavettoni in Mai dire gol. Il personaggio fa il suo ritorno in occasione dell'ultima puntata della seconda stagione del programma Jalappa Show. Fiorentina anche la giornalista Cesara Bonamici che festeggia 69 anni. È il volto simbolo del CD5 per il quale lavora sin dal primo lancio nel 1992. È stata opinionista del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini nel 2023 e nel novembre dello stesso anno è diventata direttrice ad personam del TG5. Aveva solo 40 anni, Fausto Coppi morì in un ospedale piemontese il 2 gennaio del 1960 per la malaria contratta durante una competizione in Africa. Era stata una leggenda del ciclismo quando lo sport su due ruote riscuoteva un enorme successo. Storica la sua rivalità con Gino Bartali nel periodo più luminoso per questo sport in Italia. Sapete da dove ha origine il nome Big Bang? Fu ideato dallo scienziato e scrittore di fantascienza inglese Fred Hoyle. La prima volta venne utilizzato durante una trasmissione radiofonica della BBC Radio nel lontano marzo del 1949, con assunzione dispregiativa, in quanto Hoyle non condivideva questa teoria di origine dell'universo, motivo per cui la descrisse come idea del grosso botto, da cui appunto Big Bang. Buongiorno ai 12. Oggi Luna e Mercurio non vanno proprio d'accordo, quindi sentimenti e parole forse non legano bene, tentando anche di sobillare Nettuno e Saturno. Cosa accadrà nello zodiaco? Ariete, per voi oggi è una giornata in cui la Luna deve osservare bene una comunicazione non proprio congeniale, ma che dovrete sapere gestire col massimo tatto e diplomazia. Toro, per voi la Luna e Mercurio sono finalmente portatori di qualche notizia rivelatoria, quindi cominciano ad esserci spoiler su un possibile sviluppo futuro. Gemelli, la Luna è nei vostri gradi e suppone proprio al vostro pianeta Mercurio. L'opposizione durerà fino a domani e avrete comunque tutto il tempo di riflettere su tutta una serie di passaggi da fare, su come proporvi e su come presentarvi in una maniera nuova in questo anno nuovo. Cancro, la Luna oggi è proprio dietro le vostre spalle. Prima di arrivare da voi però dovrà scontrarsi con le idee e le parole di Mercurio che proprio non le piacciono. Molto probabilmente alcune risposte o non arrivano o arrivano un po' mozze di una vis che avreste desiderato. Leone, per voi è una giornata molto piacevole perché la Luna vuole comunque sobillare una serie di rapporti e di comunicazioni che erano rimaste sospese e adesso finalmente si riavvia il dialogo. Mercurio invece esce di scena trasferendosi in Capricorno e finalmente semplificando le cose. Ora potete capirvi con gli sguardi. Vergine, per voi è una giornata molto importante perché il vostro pianeta Mercurio si trasferisce in Capricorno, smette di essere in quadratura a voi opposto ai Gemelli.
anelli, quindi oggi dovete solo pensare a delle strategie. In amore vi verranno dette le parole che avreste sempre sognato di sentirvi dire. Bilancia, una giornata oggi che vede l'aiuto della Luna, ma il disaccordo di Mercurio, Venere, Sole e Marte. Proprio per ovviare a tutta una serie di scadenze e problemi occorrerà fare un briefing di famiglia o di squadra lavorativa per decidere qual è la strategia più adatta a Scorpione. Per voi oggi è l'inizio di una comunicativa molto più leggera in amore. Mercurio diventa amico, avete ben 4 pianeti, tutti dalla vostra parte, tutti in terza casa, che vi chiedono di uscire, socializzare, parlare, dialogare e comunicare. Divertitevi. Sagittario, il cielo è finalmente sgombro da pianeti. Se non fosse solo per quella fastidiosa opposizione della Luna, anche Mercurio vi abbandona e finalmente poche parole, ma molti fatti come piace a voi. Capricorno, anche Mercurio entra nei vostri gradi e con la strategia di Marte, l'intelligenza di Mercurio è impossibile perdere. Oggi affronterete un po' tutte le faccende mettendo anche in conto il disaccordo di qualcuno. Acquario, nelle decisioni non vi batte nessuno, soprattutto se riguardano quelle creative, ed è proprio quello che promette quest'anno nuovo di fare già dai primi giorni, che vi impegna in cose abbastanza fuori dal comune, geniali, proprio come piacciono a voi. Anche l'amore lo fa, ma dovrete essere disposti a vederlo. Pesci, la vostra giornata inizia con una quadratura della Luna, ma con un'amicizia di Mercurio ritrovata che vi fa giocare bene di squadra, che vi porta tutta la solidità dell'affetto e dell'amore. Di Venere e Marte, passione, e Sole, decisionismo e presenza di spirito. Oggi siete tra i più forti dello zodiaco. Era il terzo trapianto di cuore al mondo, ma soprattutto il passaggio di organo da un uomo di colore a uno bianco, in un Sudafrica flagellato dal razzismo. A effettuare l'intervento il 2 gennaio del 1968 fu il famoso cardiochirurgo Christiaan Barnard, un'operazione storica che suscitò anche grandi polemiche. Spero non ve l'abbiano mai detto, ma sicuramente avrete sentito dire vecchio come il cucco. Cucco sarebbe il nome dell'ultracentenario Abacucco, un profeta. Secondo alcuni sarebbe vissuto quasi quanto il leggendario Matusalemme, che per la tradizione biblica avrebbe avuto una vita lunga quasi 1000 anni. Per altri studiosi invece l'origine potrebbe risalire al cuco, un fischietto di terracotta spesso a forma di uccellino. Probabilmente è il più antico giocattolo soloro mai costruito. Aveva paura degli aghi, del sangue e degli aerei, ma il russo Isaac Asimov, scrittore di fantascienza vissuto nel secolo scorso, volava con l'immaginazione. A lui si devono le famose 3 leggi che regolano i comportamenti dei robot. Cagionevole di salute, morì di AIDS a causa di una trasfusione di sangue infetto. Ci salutiamo con la frase del giorno: la violenza è l'ultimo rifugio dell'incompetente. E con questo siamo giunti anche oggi alla fine della nostra puntata, ma vi aspetto anche domani per svelarvi tante nuove curiosità ed iniziare, come sempre, un nuovo giorno insieme. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata dalla vostra Jaira.